Ecco. Ciao, prima tappa questa. Prima tappa. Questa è la lapide che ricorda, non mi ricordo di dove è originario. Ah sì? Adesso ti dico tutto, guarda. Perché c'ho la scheda qua. Ah, pure? Sì, era nato il 4 dicembre del 29 e questo aveva 15 anni. Era il socio del Stomelis, meccanici. Ecco qua. È anche bellino. Sì. Ammazza, questo qua l'ha messo in alto. Marco, ma siamo sotto casa tua, stiamo mettendo una lapide. Sì, molto in alto. Vabbè, dai. Ciao Culeddu. È andata qua vicino ai carabinieri. Gianfranco. Di fronte a casa Grange, piazza Carlina. Eccoli qua. Livio Pittau. Livio Pittau di... questo era di... Eccolo qua, sede storica dell'Italgas. Siamo a casa. La scaletta, va a prenderla. Questo è Barocco Antonio. E la lapide è posizionata. Questo è l'ultimo posto, Pian dell'Ot si chiama. 27 partigiani uccisi qua. Mazza, no? Di niente, ciao. Certo, è misero in confronto a quelli del comune. Vabbè, però. 20 anni. Ecco, e lo mollo? Lo lascio stare? È rosso, Sì, per sì. fermare rischiaccia diventa verde. Quando è rosso è quando fa la ricresta. Ci sei. E Siamo a Pian dell'Ot. Pian dell'Ot, l'ultima tappa dei partigiani sardi, morti per la guerra. Martiri, sardi. Martiri, sì, morti parteciparono alla guerra di liberazione in confronto alla popolazione che era, perché quella sarda era la più piccola delle comunità regionali. I partigiani sardi che in tutto il Piemonte hanno partecipato alla guerra di liberazione, un numero enorme, Gatta Garibaldi, eccetera. Sciglia Quirino di Senorbi era? Sì, di Senorbi. E qui ci sono tutte le corone, lampi del comune di Torino, e qui ci sono i nomi di tutti i partigiani uccisi. Di Torino. Qui sono 1, 2, 3, sono 6, 9, no, sì. Guarda che effetto con le luci.